Si è presentato oggi il candidato sindaco Paolo Gruppo di Abano Risorge, sostenuto da Fratelli d'Italia, di cui erano presenti l'onorevole Sergio Berlato, consigliere regionale, l'onorevole Achille Totaro, parlamentare membro della Commissione di Vigilanza e Immigrazione, l'onorevole Adolfo Urso, dirigente nazionale, e Elvio Turlon, portavoce provinciale. Sostanziose le idee del candidato, soprattutto sul tema del primo ROC e della viabilità. Smantellare la caserma per costruire una stazione dell'alta velocità, portare il centro delle associazioni, i carabinieri, costruire una sala riunioni per giarre e alloggi per tutti gli sfrattati, oltre ad un parcheggio scambiatore dove posizionare anche i bus turistici. E in termini di viabilità, invece, liberare dal traffico via Flacco e via Martiri d'Ungheria, convogliando le auto in dei silos da costruire in centro. Questi solo alcuni dei progetti che il gruppo porterà avanti in questa lunga campagna elettorale. La campagna elettorale sarà lunga e anche dura. Dura per noi perché il centrodestra è frastagliato e quindi sarà difficile far passare il nostro messaggio senza che ci siano interventi di denigrazione e compagnia bella. Però noi crediamo che sia importante e che valga la pena spendere il nostro tempo per questa campagna elettorale, per gli ideali che abbiamo detto, di un progetto termale, industriale, sociale, per l'urbanistica che abbiamo detto, per queste cose. Questa è di fondamentale importanza per noi. Swisher Channel News, Abano Terme.